Castato. Lo specchio con Dinoptic, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Buonasera, e di fronte allo specchio, oggetto dell'illusione, che noi oggi ospitiamo un illusionista, un escapologo alla Houdini. Lui è anche un personaggio televisivo, Le Iene dovrebbe dirvi qualcosa, è un conduttore e autore televisivo, e lui è un uomo che dedica gran parte della sua vita ad aiutare i bambini poveri. Ha fondato una Onlus e ne parleremo. È un uomo che aiuta anche le persone portatrici di disabilità. Inoltre aggiungo che è un aspirante astronauta, direi insomma che davvero ce n'è abbastanza per dare un benvenuto a Marco Berry. Buonasera e benvenuto. Buonasera, è un grande piacere. L'accento l'ho messo giusto. Berry. Ogni tanto sbaglia, no? Sì, Berry. L'avventura si sbagliava sempre. Simone Ventura diceva Berry. Mia nonna la mattina dopo mi chiamava: devi dirglielo che si dice Berry. Perché il cognome all'anagrafe sarebbe più semplice magari da ricordare, sì, che è un cognome che ci porta in Piemonte e ci porta anche, vero, si diceva, nel centrocampo di una squadra che gioca in periferia di vero, quella squadra che ha le zebrata. Sì, guarda, io dico sempre che sono 70 anni che hanno inventato il colore e loro vedono ancora tutti in bianco e nero. Certo, comunque Claudio Marchisio è stato un grande calciatore con un cognome piemontese. Infatti Berry, allora vorremmo capire se... Berry è il cognome dei miei nonni. Io ero partecipare ai campionati europei di magia, avevo 15 anni, nel 78, mio nonno muore ad agosto, a settembre mi convocano, mi dicono dobbiamo compilare la richiesta per i campionati europei, e dice nome, cognome, nome d'arte. E io dico nome d'arte, io non lo sapevo. E fa, ma cosa mettiamo? Il Mago Marco? Dico no, il Mago Marco non si può sentire. Magic Marco, ma neanche. E in quel momento mi viene in mente mio nonno e io dico guarda, io mi chiamo Marco Berry. E lui dice allora Mago Marco, no, non hai capito, no, Marco Berry. E quindi avevo 14 anni, avevo le idee chiare sul fatto che mi sentivo più da parte materna che non da parte paterna, insomma. Allora, quindi, comunque il nome d'arte poi è rimasto sempre quello. Sempre questo è firmato così anche alle Iene, poi nei vari programmi che ha fatto, è sempre Berry. Ma allora com'è che un ragazzo, perché noi abbiamo evocato il Piemonte, ovviamente si pensa a Torino, dove forse adesso abita, però è nato... sono nato a Torino e sono cresciuto in collina a Pino Torinese, è la collina di Torino. E si vede Torino? Assolutamente sì, di fianco a Superga. Adesso c'è una nozione su Pino Torinese, dice il Paese delle Stelle. Perché il Paese delle Stelle? Il Paese delle Stelle perché c'è l'osservatorio astronomico, che era il secondo osservatorio a specchi al mondo, e poi c'è il planetario, c'è questo centro di ricerca astronomico bellissimo, e quindi è diventato Paese delle Stelle. Com'è che un ragazzo di Pino Torinese a un certo punto si mette in testa di voler fare l'illusionismo? Quando è nata un po' questa in famiglia? Tra l'altro nemmeno come l'hanno presa, perché magari uno pensa no, faccia una carriera più... Ma no, perché avevo 7-8 anni, a Natale mi regalano la scatola di Silvan, e mi comprano il manuale di Silvan e il manuale dei giovani di Paperinic, che aveva dei giochi di prestigio, e io mi appassiono ai giochi di magia. A Natale faccio uno spettacolo, faccio 2 giochi ai familiari, agli amici di famiglia. Tra gli amici di famiglia c'era un operatore della RAI che mi dice ma guarda che se ti interessano quelle cose lì, a Torino c'è un circolo di maghi. C'è un circolo di maghi. C'è il circolo di maghi? No, ma io voglio andarci subito. Per cui a 10 anni mi hanno portato in questo circolo di maghi dove c'era Erminio Macario, Macario era un mago, assolutamente, certo. Sì, Ezio Greggio, dove è nato Arturo Bracchetti. Arturo Bracchetti trasformista, sempre al circolo Fregoli anche, non assolutamente c'era, sì. A Torino. No, non c'era Fregoli, no, ma non c'era, però lui interpretava, è legato a Torino, assolutamente, no, sì. E poi e quindi io inizio così è come dire, prendi un bambino, lo metti nel paese dei balocchi
Ho capito. E da lì Quindi, è partito. Torino effettivamente è Poi conosciuta. Torino è città magica per eccellenza, Ecco. esoterica, magia bianca, magia nera. Ci sono Esatto. influenze ovunque. Gustavo Roll, Era di per Torino, esempio, assolutamente mentalista, sì. oggi magari li chiamerebbero mentalisti, insomma, aveva a che Spiritista, fare mentalismo, fenomeni uomo paranormali, queste grande cose qua. uomo, grande intellettuale, grande personaggio. Bartolomeo Bosco? Bartolomeo Bosco assolutamente di Quindi Torino. insomma e la domanda è un po' questa: come mai la città, che è la città, come si dice, della fatica operaia, ha anche questo côté legato Sì. all'esoterismo, Non alla dimenticare magia? una cosa importante: Torino è la prima capitale d'Italia, per cui dove il centro diciamo economico, il centro delle influenze di qualsiasi economiche e filosofiche era lì a Torino, e quindi probabilmente ha attirato all'interno della città. Se pensi, prima del primo Parlamento c'era in Savoia, per cui c'era il re, era lì, per cui, cioè, il punto di potere, la città vera in Italia era di Quindi Torino. laddove c'è un potere istituzionalizzato, forse è necessario avere un contropotere. Forse sì, Non so però se sai, definirlo contropotere, ma se pensi, il Museo Egizio sono 3 collezioni che vengono portate da Torino. Il Museo del Cinema era una collezionista torinese, perché poi Torino si dice essere città di collezionisti. Per cui la collezione di questa signora 95enne senza parenti, che lascia alla città tutta la sua collezione sul cinema. E la mettono in uno sgabuzzino. Hanno la Mona Antonelliana, che è il simbolo di Torino, che in realtà era la sinagoga, era stata costruita per diventare sinagoga, quindi questo ex simbolo religioso, di cui che cosa farne? Non so, oltre ad essere il simbolo di Torino, dico, perché qualcuno viene in mente, abbiamo questa collezione sul cinema, perché non ci mettiamo un museo del cinema? E se hai visitato il Museo del Cinema di Torino è spettacolare. quindi a Torino E si poi- fatica, ma a Torino si costruiscono anche i sogni. Lei è partito con le carte, tra l'altro vediamo già sul tavolo di questa rappresentazione della storia dell'arte, lei è partito con le carte. Io sono partito con le carte. Che è Io 52 carte sempre in tasca, però qui non ce le ha. Anche se... ho sempre le carte in tasca. Davvero? Ah, No, qui le carte. No, io è come il fumatore che ha le sigarette, io ho le carte. Ho capito, Magari però- non le tiro fuori mai, però ho le carte. Però la giacca da mago ce l'ho io. oggi. Sì, è bellissima. Vabbè, insomma. Comunque volevo capire, dopo le carte... Dopo le carte sì, incomincio a fare manipolazione, vinco i campionati italiani di manipolazione. Ok. Poi avevo 14-15 anni, vedo un film con Tony Curtis sulla vita di Houdini, incomincio, Houdini. compro un libro sulla biografia di Houdini, mi innamoro di Houdini e incomincio, ero al liceo, dico Houdini che ha inventato l'escapologia, l'arte del sapersi liberare da una qualsiasi costrizione solo con l'abilità fisica, e io penso, se lo faceva lui, posso farlo anch'io. Per cui compro corde, catene e chiedo agli amici: legami, io mi libero. E ho passato pomeriggi interi a rischiare di Ma perdere. infatti questo mi interessa. Cosa si pensa quando si è legati sott'acqua? Perché lei ha emulato effettivamente, ha dedicato anche ad Houdini uno spettacolo. Come mai lei, che ha distribuito anche come attore, ma insomma nel suo percorso ha distribuito il benessere del sorriso, ha deciso di intercettare quel sentimento che viene generato nel pubblico che assiste a uno spettacolo di escapologia, e cioè il senso di angoscia? Lei tiene in tirella il pubblico. Non so Che se è cosa angoscia o cos'è? Cioè, Sì. e secondo me è una metafora meravigliosa. Io sono costretto all'interno di qualcosa che ti tiene immobilizzato, che ti tiene rinchiuso, che ti tiene imprigionato. Devo solo avere il coraggio di affrontare quella paura, quel disagio, per riuscire a liberarsene. Dico sempre, nella vita ci vuole un po' di ferocia per lasciarsi liberare, per diventare distruttori consapevoli. Cioè, liberati di quello che ti tiene imprigionato. E l'escapologia, alla fine, il senso di quella cosa lì, io libero me stesso. Houdini diceva: mi libero per liberare gli altri di un'ansia, per liberare le persone che stanno assistendo a Perché questo. così diventa catartico, il pubblico assiste, dice: ah, se lui ce l'ha fatta nella vita, posso anch'io liberarmi dalle mie catene. È un po' questo il percorso. Psicologicamente sì. Psicologicamente sì, ma lei quando è appunto legato, costretto, insomma, un momento, mi scusi la domanda un po' banalotta, no, ma no. insomma,
la paura di non riuscire a liberarsi, la paura, sì, è bello liberarsi dalle catene, ma a Allora, volte... il terrore ti uccide, il terrore vero o ti immobilizza o ti viene da scappare. Di fronte a una paura succede quello. In realtà quando tu fai questa professione hai preparato la tua mente, il tuo fisico per avere un po' di ansia, per avere un po' di stress. Dico sempre che lo stress è quell'ingrediente che ti fa fare il salto, che ti fa alzare l'asticella. Cioè nella vita, nel grafico della tua prestazione devi avere un po' di stress. Il tuo obiettivo deve essere un po' difficile da raggiungere, perché se è troppo facile ti annoi, se è troppo difficile rischi di essere troppo stressato e quindi di essere imprigionato dalla paura e non funziona mai. Però il giusta quantità di stress fa sì che tu possa fare differenza. Anche quando è andato in televisione, praticamente da ragazzino ho percepito questo sentimento di un po' di stress, no? Sì, l'ansia da prestazione, lo stress, perché se stai facendo, anche quando faccio uno spettacolo nuovo, cioè ma anche uno spettacolo vecchio, prima di entrare sul palcoscenico hai sempre quella piccola ansia che però ti dà la carica, ti dà la spinta per fare la differenza. Perché se non avessi lo stress, se non avessi la carica, sarebbe banale, sarebbe vabbè, vado a fare quella roba lì, allora cambia lavoro. E i genitori come l'hanno presa? A proposito di lavoro, i suoi genitori che lavoro facevano? No, mio papà era un operaio, mio papà faceva l'artigiano, aveva 5, questo è Udinì incatenato, e aveva Udinì, sì, mio papà faceva l'artigiano, faceva una viteria bulloneria, ha passato la vita su un tornio, parallelo e revolver, e mamma faceva la casalinga. Mio nonno invece lavorava ai mercati generali di Torino per il comune come guardia giurata e mia nonna era una casalinga. E come hanno vissuto la sua carriera, che è diventata una carriera pubblica, che ha intercettato anche un pubblico di respiro nazionale? Allora, quando sono arrivato lì era tutto bellissimo. C'era tutto... Allora, io con mio papà non ho mai avuto un rapporto. Con mia mamma sì, però i miei rapporti veri erano con i miei nonni. Mia nonna, per scherzare, dicevo, da grande farò il mago. E lei mi diceva, no, mago no, mago no. Che ridere, quanto mi faceva ridere. Mago no. E poi invece è diventata la mia più grande fan. Tutte le volte che andavo in televisione, la mattina dopo mi telefonava, mi diceva, te lo devo dire, sei il più bravo di tutti. E io dico, no, nonna, il più bravo di tutti perché sei mia nonna. No, anche le mie amiche lo dicono. Beh, allora è vero, allora probabilmente è vero. Perché col papà non andava, non c'era? Non lo so, perché non c'è stato mai rapporto, non c'è stato mai... ha sempre dedicato molto la vita al lavoro e s'alzava quando io ancora dormivo e arrivava a casa quando io ero già a dormire. Okay. Probabilmente questo è il primo grande limite. E quando c'era non aveva quel carattere empatico in grado di spingerti a fare delle cose o in grado di consigliarti o di valutare con te le scelte. Non c'era rapporto. Un po' mi spiace perché non c'ho la figura paterna, insomma, mia mamma un po' ha fatto da figura materna e paterna. Sì. Ho capito. E appunto poi è arrivata tanta televisione, forse le prime cose con Bim Bum Bam. Bim Bum Bam, sì, facevo il mago. Faceva il maghetto avevo 20 anni, nell'85, quindi era un ragazzino, poi sono arrivati i programmi celebri, Scherzi a parte, La Sai l'ultima, però ma soprattutto anni e anni dopo. Dopo, poi soprattutto il programma delle Iene, questo Rotocalco, un programma che ha dato via più spazio a servizi di denuncia, lei faceva l'inviato, e quello che sogno è stato per 13-14 anni l'ha fatto. Ho fatto 16 anni. Per 16 anni. 15 anni. E che come si respirava 96-97 in quel programma che è stato uno dei grandi programmi di successo? I primi 10 anni abbiamo inventato dei linguaggi televisivi che ancora oggi funzionano. Io dico sempre che i primi 10 anni eravamo veramente un gruppo di artigiani che tentavano di fare una televisione differente. Eravamo un gruppo di amici, spessissimo dietro la telecamera di Lucci c'ero io, dietro la mia telecamera c'era Piff, dietro la mia telecamera, cioè eravamo un gruppo, eravamo una redazione all'americana
devo fare il servizio, non c'ho, vieni, mi accompagni tu, sì, prendevamo la telecamera e uscivamo dalla redazione, così. Per cui matti, ci Poi- odiavano tutti. Poi, perché- sì, no, avete inciso anche. E poi durante- per i primi anni sembravamo un gruppo di pazzi, poi andando avanti siamo diventati una roba importante. Una Qual è stato famiglia. il colpo, insomma, lo scoop che Marco Berri si ricorda, fra i vari? Ma miei o del gruppo? Ma miei, infatti, insomma, ce ne sono una alcuni. storia che l'ha segnata in modo particolare. Non so, cani da combattimento. Mi ricordo che ero a Frosinone, avevo un appuntamento con gente che faceva combattere i cani, che mi ha detto: arriva al casino di Frosinone, ti guardiamo, se tutto va bene ci segui. Ma io solo, con una parrucca, e a un certo punto incomincio di notte a seguirli, vado avanti, gira a sinistra, gira a destra, entriamo in una sorta di cascina, si chiude il cancello e mi portano a vedere i cani da combattimento. E in quel momento penso: nessuno sa dove sono, nessuno, c'ho una telecamera addosso, c'ho una parrucca, se mi tirano via la parrucca e trovano la telecamera e mi buttano in una gabbia, Ciao, ho finito. chi si è visto, si è visto. Non mi troveranno mai più. Tanti lavori, tante esperienze, tante emozioni. Poi è arrivata nel 2011, se non sbaglio, una rottura, abbiamo letto sui giornali. No, ma non una rottura. Però lei ha detto in un giornale, non condividevo più forse gli obiettivi della produzione. Sì. No, ma non ho litigato. No, ma io non voglio entrare. No, ma io se avessi litigato direi ci ho proprio litigato. E invece no, è che i primi 10 anni è stato un gruppo di artigiani che facevano, dove ognuno faceva veramente, era felice che se l'altro faceva un pezzo importante, se usciva uno dei noi sul giornale, tutti chiamavano, forte, cioè era una famiglia. Quindi un piccolo gruppo di artigiani. Dopo 10 anni ha iniziato a trasformarsi in PMI, in piccola media industria. Allora incominciano le prime gelosie, nuovi che entravano, le prime sgomitate. Ho fatto ancora 5 anni, si stava trasformando in una multinazionale, adesso quindi, è una... Non mi trovavo più, nel senso che io ho un difetto gigantesco, sono lentissimo. Monto, ci mettevo il doppio a montare i pezzi, mi diceva ma no, devi essere veloce, lo so, ma io voglio vedere, cioè, guardavo i dettagli e quindi ero lentissimo. Mi hanno tolto il montaggio, mi hanno fatto anche un piacere, ma non era diventato un gruppo di produrre in fretta tanta roba. Forse anche altre dinamiche, forse legate più a strategie commerciali, quindi e capire... poi facevo altro, e poi facevo mistero, e questa cosa qua un po'... Insomma, quando magari anche la denuncia etica comincia a flirtare magari con un certo cinismo nella narrazione, però la cosa che è interessante è poi Marco Berri a un certo punto sente anche l'esigenza di raccontare l'impegno verso la società. Per esempio ci sono dei programmi invisibili dedicati ai clochard, agli indigenti, agli indigenti, ai senza tetto, ecco, con vari spin-off, gli invincibili, con le dopo così. Ecco, che cosa hai imparato da quel mondo? Allora, io ho sempre avuto una mia parte sociale che mi faceva incuriosire sulle persone che stanno peggio. Mio nonno mi diceva sempre: Marcolino, ricordati che tu sei un bambino molto fortunato e ricorda sempre che un pezzettino di quella fortuna devi restituirla. La Onlus nasce con quell'idea lì e con le parole di mio nonno. E quindi l'idea alle Iene, l'idea di cercare di non mettere nella stessa scatola tutte le persone che stanno per strada, o tutti i tossicomani, o tutti... Cioè dice, ma due che finiscono sulla strada non possono avere lo stesso motivo. Cioè ognuno deve avere una storia certo, dietro quelle spalle che vale la pena essere raccontata. Per cui ho fatto dei servizi alle Iene del mondo per strada. Ad esempio mi sono interrogato un giorno, mi sono detto: ma se io domani mattina perdo tutto, non c'ho più niente, che faccio? E quindi sono andato per strada, ho scoperto i dormitori, ho scoperto in Candy Camera, ho scoperto le elemosine, ho scoperto quel mondo lì, che è un mondo parallelo, è l'ultimo gradino della scala sociale. E quando ho pensato, ho immaginato che poteva diventare un programma, sono andato dal direttore di Italia 1 e gli ho detto: ma noi non facciamo un programma sulle persone che stanno per strada.
E con Claudio Canepari abbiamo scritto il programma e abbiamo fatto questo che mi rimarrà nel cuore per sempre, perché poi alla fine la cosa più difficile non era, mi chiedevano, ma dormi veramente? Ti dico sì, ma non è la cosa più, cioè era abbastanza banale dormire e mangiare. La cosa più difficile di tutto era tornare a casa, perché io passo 2 o 3 giorni con una persona che ha perso tutto e che continua a vivere a 20 gradi sotto zero, a dormire su uno scatolone, a mangiare e a rintracciare quel poco che riesce a fare durante l'arco della giornata. Io torno a casa mia è calda, frigo pieno, il letto, la doccia calda, i vestiti. E com'è tornare a casa quando si è stati in quei paesi dove i bambini vengono venduti per pochi dollari, dove i bambini vengono arruolati, dove i bambini sono costretti a spacciare, dove i bambini lavorano in certe fabbriche? Ho fatto un pezzo su fabbriche di mattoni, dove bambini dei 4-5 anni vanno a bruciarsi le mani col mattone appena cotto. Sono stato in Uganda, dove ci sono i bambini combattenti, dove vengono rapiti a 5-6 anni e vengono allenati, addestrati a combattere e a uccidersi tra di loro, e i bambini soldato. E per riuscire a tornare a casa devi riuscire a chiudere il rubinetto, perché se non ci torni a casa, perché è devastante. E quando siamo tornati a casa l'idea era, ho trovato un gruppo di amici, ognuno faceva delle cose per gli altri. Ho detto, guarda, se ci mettiamo insieme possiamo fare di più. Ed è nata l'Onlus, che si occupa di bambini. La Onlus, che è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, e che ha fondato lei nel 2011, se non sbaglio, ed è una fondazione, è una Onlus che si chiama Marco Berry Magic for Children. C'è l'idea di fare una magia per i bambini, anche solo un bambino. Adesso vediamo qualche bambino, poi ne parliamo. Allora, da dove provengono queste immagini? Queste immagini provengono dal Somaliland. Somaliland è la regione nord della Somalia e c'ha 2 primati. Uno è il paese più povero del mondo, perché non c'è niente, tanto che non c'è niente, e infatti non è stato riconosciuto come Stato, perché che cosa succede? Che il Somaliland era la regione nord della Somalia che dice: io non voglio la guerra civile, voglio lasciare lontano la guerra civile, metto dei confini, facciamo un Parlamento, e non vogliamo avere niente a che fare con la guerra. Per cui questo succede più di 30 anni fa. E non è stato riconosciuto perché riconoscerla avrebbe voluto dire per gli stati portare lì ambasciate, portare le banche, cioè soldi. Ma visto che lì soldi non ce ne sono, dice: fate cosa volete, ok, avete messo dei confini, non ti riconosciamo, però va bene, però sappiamo che esisti. E quindi cosa succede? Che in un posto dove non c'è la guerra, quindi c'è la pace, ma si muore di fame, perché non ci sono tassi di mortalità altissimi. Altissimo, e tutti i profughi vanno in Somaliland, da tutti i paesi dove si rischia la guerra, si rischia di morire perché ti sparano addosso. È vero che in Somalia rischi di morire perché ti muori di fame, ma nessuno ti spara addosso, questa è una differenza. Per cui è pieno di profughi. Cosa vuol dire i profughi? Vuol dire portare malattie. E la Somaliland è il paese con il più alto tasso di mortalità infantile al mondo. Muoiono 4 bambini su 10 prima di arrivare ai 5 anni. E questo è bestiale, cioè è abbastanza inaccettabile. Noi con un gruppo di medici di Torino, adesso la storia è più lunga, l'ospedale si chiama Mohammed Aden Sheikh. Mohammed Aden era sotto Jad Barre, era un medico, ministro della salute, messo in galera da Jad Barre, e riesce attraverso Amnesty International a scappare, a essere liberato, e viene a Torino, sposa una torinese e diventa consigliere comunale di Torino. Lui è un medico, fa amicizia con tutti i medici di Torino,
e con alcuni amici miei medici, primari di cardiochirurgia infantile, professor abruzzese della Regina Margherita, il professor Regge di Candiolo, ci mettiamo insieme e dice costruiamo in Somaliland un ospedale pediatrico gratuito. E noi siamo partiti il 26 di gennaio del 2012 e il 29 gennaio e il 26 gennaio del 2013 abbiamo inaugurato 1600 metri quadrati di ospedale, 32 posti letto, H24. Mandavamo giù i medici e le infermiere da Torino che facevano 2 mesi, 3 mesi e che insegnavano ai nuovi medici e alle nuove infermiere che cosa vuol dire fare il medico e cosa vuol dire fare l'infermiere. E abbiamo superato i 100.000 bambini visitati. 100.000 bambini curati, gratuitamente, sì. sì, e c'ha più di 10 anni ed è diventato autosufficiente perché sono arrivate ONG, perché è l'unico ospedale pediatrico gratuito in tutto il Corno d'Africa, per cui adesso non posso raccontare se non mi metto a piangere, se non mi commuovo, però c'è una mamma non ci devo pensare. Comunque è arrivata da un altro stato vicino col bambino in spalle e a piedi, perché malata, era l'unica struttura che erano in grado di dargli una mano gratuitamente, non c'aveva soldi, se non camminare e chiedere passaggi. È arrivato da noi e dice potete fare qualcosa, gli abbiamo salvato il bambino e dice, mi hanno detto che in Somaliland al MAS avreste potuto fare la differenza per mio figlio. E io penso sempre che quel bambino lì è la spinta, scusa. No, ma è più che giustificato, certo. Sempre, tutte le volte che ci penso. Però è questa l'idea, no? E noi l'idea è quella, se tu puoi fare la differenza anche solo per un bambino, vale la pena. Perché a volte per $3-4 si perdono delle vite. $4 è una cifra gigantesca. Cioè, in Somaliland c'è $1 al mese. E come si può contribuire alla costruzione e ad alimentare? Noi abbiamo costruito l'ospedale e poi spargendo la voce sono arrivate altre ONG, abbiamo raccontato dell'ospedale a tutti i somali scappati per la diaspora in giro per l'Europa, in giro per il mondo, e oggi l'ospedale è autosufficiente. 2 anni fa l'abbiamo restituito. È un miracolo. No, è un miracolo, no, sì. No, l'abbiamo restituito allo Stato. Certo, mattone su mattone, venduto, vero? C'era la possibilità di comprare il mattone. I mattoni, sì. Il primo anno vendevamo i mattoni. Poi nei mattoni della solidarietà di Marco Berri c'è anche l'aiuto alle persone portatrici di disabilità, ci sono dei progetti, insomma, un impegno, perché uno potrebbe dire ma perché andare nel Corno d'Africa quando anche a Torino ci sono persone che vivono dei disagi, e l'avete fatto. C'è anche il progetto Iron Mind, il progetto del medico, come si chiama? Il Magic, il Dottor Magic. Il Dottor Magic, per esempio. Insomma, sì. È anche un impegno che si rivolge, per esempio la squadra di basket in carrozzina HB Torino, sono ambasciatore dell'ambasciatore. Insomma, anche questo è un grande fronte sulla disabilità. Io penso sempre che se c'è qualcuno che è in difficoltà e tu puoi dargli una mano, vale la pena. Sempre le parole di mio nonno, no? Un pezzettino di quella fortuna che devi restituire. Abbiamo una cosa che è preziosa, è il tempo, e io ho deciso che un pezzettino di questo tempo lo dedico alla Onlus. Poi la Onlus, io sono presidente dell'Onlus per statuto, io non prendo emolumento, punto 1, e punto 2, non prendo rimborsi spese. Cioè io la Onlus per me è proprio l'idea di restituire, stop. Questo è un sogno che lei ha realizzato, magari non realizzerà quello di andare nello spazio, anche se però Marco Berri è fondatore del primo festival di divulgazione spaziale, proiezione video, esposizione modellini, turismi, astronauti, eccetera, bello, eccetera. Spazio, bel tema. C'era un bel tema. Beh, quello potrebbe essere anche un tema, uno che è cresciuto nel paese delle stelle, assolutamente ovviamente guarda su e ma vede, poi in qualche modo sono destinato e poi allo uno spazio. Che ha fatto anche l'escapologo. Forse andare nello spazio significa rompere altre catene, cioè è il sogno di ogni escapologo, quello di scappare dal pianeta Terra per andare lassù. Io penso sempre, mi ricordo un astrofisico che mi diceva ma cos'è che, cioè, perché la ricerca va avanti? E lui mi dice guarda, perché noi alziamo la testa e guardiamo qualcosa che è lì. Cioè, la nostra differenza rispetto agli animali è che abbiamo una curiosità
e quindi è giusto cercare di capire che cosa c'è lì sopra. O che cosa ci circonda. Adesso questo era un astrofisico, giustamente mi parlava di stelle e di pianeti. Però la cosa interessante, io dico sempre, sono un po' destinato allo spazio. Sono nato e cresciuto a Pino Torinese, città delle stelle. Poi c'è il primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin, e va nello spazio il 12 aprile del 1961. Il primo volo shuttle parte il 12 aprile 1981 e io sono nato il 12 aprile. Quindi, per cui sono legato, dovevo per forza arrivare allo spazio. Ma andando al 69, l'allunaggio c'è stato Sì. o è un'illusione? No, Lo so, è materia che ogni tanto flirta, no? sì, Area 51, avvistamenti UFO. Hanno camminato sulla Luna, hanno camminato in 12. Cioè 6 missioni sono arrivate sulla Luna. Un astronauta rimaneva in orbita e in 2 scendevano e camminavano. Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14, 15, 16 e 17. Preparatissimo. Marco Berri, grazie per essere stato piacere grande in nostra compagnia e per aver parlato col cuore. È un piacere grande, grazie. E grazie anche a voi, ci rivediamo la settimana prossima con un'altra edizione dello Specchio. Buona serata. Lo specchio con Dynoptic, il marchio di qualità degli ottici svizzeri indipendenti con più di 100 partner in tutta la Svizzera.